Il centro deserto, i negozi vuoti, l'immagine del Calmaggiore sotto la pioggia e la fotografia del primo bilancio dei saldi. Fin troppo facile osservare che piove sul bagnato. Dopo che già lo shopping natalizio si era mantenuto ben al di sotto delle aspettative, anche le svendite invernali sembrano voler deludere le attese. A dirlo è la rilevazione sui primi 10 giorni di sconti condotta da Confcommercio Treviso. Nel primo weekend, oltre 7 negozianti su 10 hanno riscontrato un calo rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Nel secondo fine settimana è andata leggermente meglio, con un 58% di scontenti, ma nel frattempo lo scontrino medio è sceso da 115 a 105 euro. Se ne esce trovando le risorse velocemente per ridare fiato ai consumi, quindi dare potere d'acquisto alle famiglie. Per il momento invece nel vocabolario dei consumi si impongono termini come superfluo, inutile e in più. Col saldo prendi anche delle cose che alla fine non ti servono, tutto sommato. Non compro mai niente in saldi, non compro mai niente. C'è carenza di soldi, di conseguenza non si può più spendere come una volta. Troppe vendite promozionali durante l'anno, troppi outlet, troppi sacrifici imposti dalla congiuntura economica. Potrebbe andare meglio se la marca e il suo capoluogo potessero contare su un maggior numero di turisti. Quanto lavoro va ancora fatto su Treviso e quanto questo lavoro deve essere indirizzato nel riposizionare Treviso come città della socialità della vita, ma anche come una vera città turistica agganciata ai flussi veneziani.